Si sono concluse le prime luci dell'alba e le operazioni di recupero delle salme e dei veicoli coinvolti nel tragico incidente all'interno della galleria Bus del Colvera, costata la vita a Danilo Boz e Fabio Rosa, quest'ultimo oggi avrebbe compiuto 19 anni, il tratto stradale che collega Frisanco a Maniago. Nel sinistro sono rimasti feriti Andrea Zoccoletto, la guida dell'auto, con a bordo le due vittime, ricoverato all'ospedale di Udine ma non in pericolo di vita, e una donna di 72 anni di Zoppola, conducente dell'altra auto coinvolta. Dinamiche sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Spilimbergo, sul posto assieme ai colleghi della stazione di Maniago. Tutte le ipotesi sono al vaglio. I tre giovani, tutti tesserati per il Maniago Vajont, stavano rientrando dal campo sportivo di Pofabbro dopo l'allenamento di preparazione in vista della partenza della Coppa Italia di promozione e del campionato regionale di categoria, diretti verso Maniago, quando a metà della galleria si è verificato l'incidente con il violento scontro frontale. L'asfalto bagnato, fosse una distrazione o un malore, pochi secondi e la tragedia si consuma. Alla vista dei soccorritori qualcosa di indescrivibile, con la piccola utilitaria condotta da Zoccoletto ridotta a un groviglio di lamiere. Il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi senza vita dei due giovani, poi lo straziante compito dei familiari nel riconoscerli. La notizia dell'incidente ha fatto il giro della valle, in pochi minuti, con tantissimi amici che hanno raggiunto il luogo della sciagura. Lacrime e disperazione appena presa l'identità delle vittime. Una volta ottenuto il nulla osta, le due salme sono state ricomposte all'interno della cappella mortuaria del cimitero di Maniago, mentre i due veicoli posti sotto sequestro giudiziario.